Bentrovati, argomento di oggi quanto mai interessante e stimolante soprattutto per i giovani. Protagonista del nostro focus è la Scuola Superiore di Catania, centro di alta formazione ed eccellenza dell'Università di Catania. Ne parleremo con il professore Daniele Malfitana, che è presidente della Scuola Superiore di Catania, e con il dottor Giulio Amara, che invece è il presidente dell'Associazione Alunni della Scuola Superiore di Catania. Grazie per essere qui con noi, sicuramente potremo dare delle informazioni utili a quanti ci stanno ascoltando e soprattutto ai giovani volenterosi di studiare, di come dire, avere un bagaglio culturale non indifferente e cogliere un'opportunità che certamente non si deve lasciare sfuggire. Presidente, la prima domanda che mi viene spontanea è quella: cos'è una scuola superiore? Ecco, grazie intanto per l'ospitalità. Sì, questa è una domanda interessante perché serve un po' per far capire anche ai ragazzi che ci seguono e che ci ascoltano di cosa sia questa scuola superiore, perché questo aggettivo superiore, non dimentichiamo che questo superiore nasce già in età napoleonica. Fu Napoleone nel 1808 che istituì l'École Normale Supérieure a Parigi, che è la scuola un po' per eccellenza, che ha fatto da modello per tutte le scuole normali superiori di ambito europeo. La stessa Normale di Pisa, che era una branca, no? Come dire, una sede della scuola parigina, ha poi mantenuto questo aggettivo. E sulla stessa linea... Storia antichissima, ma percorsi formativi innovativi. Assolutamente, prego. Assolutamente sì. E su quella linea, appunto, della Scuola Normale Superiore di Pisa sono nate nel contesto italiano, nel contesto universitario italiano, diverse scuole superiori all'interno degli Atenei. Ce ne sono ben 10 oggi in Italia. La Scuola Superiore di Catania è una di queste. Ed è l'unica in Sicilia? L'unica in Sicilia, l'unica per il Meridione. L'altra scuola superiore in Meridione è a Lecce. L'anno scorso abbiamo festeggiato 25 anni di attività, perché la scuola fu istituita nel 1998. Cos'è dunque questa scuola superiore? È un contesto straordinario, parallelo al corso ordinario, per essere molto semplici e immediati per i ragazzi che ci ascoltano. L'allievo diventa un regolare allievo ordinario dell'Università di Catania, dell'Ateneo di Catania, ma decide, perché ha deciso per sua scelta di partecipare al bando di concorso che noi annualmente teniamo i primissime settimane di settembre, di partecipare al corso di ammissione alla scuola superiore nostra. È un concorso abbastanza, non direi rigido, non direi pesante, ma direi abbastanza selettivo, perché mira ad individuare ragazzi bravi, promettenti, sganciato da ogni giudizio di voto di maturità o da altro. Lì a noi interessa semplicemente reclutare gli allievi migliori. Anche perché sono così importanti e belle le opportunità che date gratuitamente. Assolutamente. Per cui è chiaro che la selezione c'è, deve esserci e mira soprattutto a intercettare quegli studenti, quegli alunni che veramente hanno grande volontà soprattutto, ma anche grandi capacità. Grande volontà, grandi capacità, io aggiungerei anche grandi curiosità, perché il tema della curiosità è quello che in fondo stimola la permanenza degli allievi nella nostra sede, nel collegio di Villa San Saverio, perché uno dei requisiti per chi accede alla Scuola Superiore di Catania è quello della residenzialità, cioè l'allievo, anche se catanese, come dire, ha l'obbligo di risiedere dentro la scuola. Quindi questo è una sorta di college. È una sorta di vero e proprio college. A Villa San Saverio oggi risiedono quasi 100 allievi, perché vengono ammessi 20 l'anno, 10 per una classe scienze umane e sociali e altre 10 per scienze sperimentali, i quali vivono insieme, si mescolano tra di loro. Mescolandosi tra di loro mescolano entusiasmi, mescolano interessi, ma mescolano soprattutto competenze, no? E che quindi si agganciano al tema della curiosità.
curiosità. Chi studia scienze umane e sociali, chi studia filosofia è innamorato allo stesso tempo della fisica, perché probabilmente in camera ha il collega che studia fisica, e questo serve molto a far avanzare anche velocemente il potenziale formativo di ciascuno di loro. Ma di questo ci potrà parlare certamente la sua esperienza, il dottor Amara, Giulio Amara, che si è proprio laureato qui a Catania e adesso invece è collegato da Pisa. Da Pisa, sì. Presidente dell'Associazione Alunni della Scuola Superiore di Catania, qual è stata la sua esperienza? Anzitutto buongiorno a tutti e grazie anche insomma da parte mia e dell'associazione che ho l'onore di rappresentare per questa opportunità. Insomma, dal punto di vista personale, insomma, ormai io sono diplomato, ho concluso il mio percorso alla Scuola Superiore di Catania qualche anno fa, e nonostante siano, non dico quanti anni, ma non tantissimi, nonostante questo ancora quegli anni trascorsi, quei 5 anni trascorsi a collegio, appunto alla Scuola Superiore di Catania, fisicamente nel collegio di Villa San Saverio, rimangono tuttora indelebili sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista, non soltanto dal punto di vista professionale, cioè davvero non è soltanto la mia esperienza, ma io porto anche l'esperienza di ormai più di 250 ex allievi ed ex allieve ormai sparsi in tutto il mondo, che tutt'oggi, a distanza di anni, fanno tesoro giorno per giorno delle competenze, delle abilità di grande eccellenza, insomma, acquisite presso la Scuola Superiore di Catania, ma vorrei aggiungere, vorrei dire, anche dal punto di vista umano. Il direttore Malfitana prima appunto sottolineava l'importanza della residenzialità, che appunto nel mio piccolo mi sento anche io un po' di sottolineare, perché la residenzialità, per quanto mi riguarda, ma sono sicuro che questo è un aspetto condiviso da tutti, costituisce un aspetto fondamentale per appunto diciamo a vantaggio dell'arricchimento umano che si trae proprio dal vivere insieme. Bene, vorrei ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005, lo vedete in sovraimpressione. Con un messaggio potete interagire con noi, potete rivolgere delle domande al presidente Daniele Malfitano o al dottore Amata, se volete appunto. Come dire, avete delle curiosità, volete sapere come si accede a questa scuola. Abbiamo già detto che c'è un bando, quindi bisogna chiaramente scaricarlo dal sito internet della Scuola Superiore di Catania, dove troverete tante informazioni utili e anche delle belle foto, perché la Villa San Saverio di Catania è veramente una bellissima villa. Stiamo parlando di residenzialità, quindi magari i ragazzi hanno curiosità di dire: ma dove dovremo vivere? Siamo proprio quasi al centro di Catania, un posto ben servito, e quindi è in questa bellissima villa che spesso accoglie anche concerti, attività artistiche, insomma eventi artistici, eccetera. Io direi di fare così: andiamo in pubblicità, aspettiamo se c'è qualche domanda, qualche curiosità, e poi continueremo a parlare della Scuola Superiore di Catania, vedremo qual è la sua mission, soprattutto quali sono i percorsi didattici e tante altre cose. State con noi. Stiamo parlando della Scuola Superiore di Catania, un centro di alta formazione ed eccellenza dell'Università di Catania, al quale si può accedere attraverso un bando. C'è una selezione, perché le opportunità che offre ai giovani volenterosi e anche brillanti sono veramente tantissime. È un ambiente molto stimolante, si risiede in Villa San Saverio, ma ci sono anche tantissime attività di ricerca, la possibilità di mettersi in contatto
contatto con docenti anche all'estero, quindi ecco è un luogo dove veramente gli scambi non solo tra alunni e docenti, ma anche ha questo sguardo diciamo alle realtà. Qual è la mission esattamente di questa scuola superiore? Allora, la mission di questa scuola è quella di fortificare il percorso formativo dell'allievo e noi docenti abbiamo un obiettivo molto chiaro, è quello di anticipare, se vogliamo, anche il loro inserimento in mondi diversi, nel mondo della ricerca, nel mondo della formazione, nel mondo della imprenditoria, perché i ragazzi che escono dalla nostra scuola, davvero brillanti, interagiscono da subito con il sistema delle imprese, con il contesto territoriale nel quale noi operiamo, con il mondo universitario e della ricerca, per cui spesso a compimento del percorso quinquennale il giovane allievo è già dottorando di ricerca, assegnista di ricerca e così via. E questo per noi è un compito importante, il Ministero dell'Università lo ha capito molto bene in questo ultimo biennio, direi, perché le 10 scuole superiori, che peraltro operiamo in un sistema collegiale, cioè in un sistema di sinergia tra tutte le 10 scuole che vanno da Catania a Padova, ha inteso finanziare in maniera davvero cospicua, con risorse significative, la nostra attività, ma finalizzata appunto ad abbreviare e ad accelerare, ecco, il percorso formativo degli allievi che studiano dentro le nostre scuole, studiano dentro i nostri atenei, dentro i nostri laboratori, ma in parallelo noi abbiamo il compito di progettare per loro attività che li proiettino nel contesto anche internazionale. Siamo reduci dall'aprile scorso e a ottobre è già previsto un altro dei cosiddetti viaggi tematici che abbiamo pensato per i nostri allievi. Anzi, sono gli allievi che lo pensano per loro, lo propongono alla governance della scuola e noi lo attuiamo, dei viaggi tematici, cioè gruppi, il primo viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti d'America, ragazzi che studiano medicina, che studiano biologia, sono andati per una settimana nei laboratori della Columbia University, della New York University, a vedere come si opera lì, come si studia lì, interagendo con docenti di quel contesto. Allora è lì che nascono poi le interazioni, nascono gli stimoli a portare avanti una determinata idea progettuale, per cui vengono da me: Presidente, vorrei andare in mobilità all'estero. Bene, vai, perché il nostro compito è proprio quello. No? Io spero e mi auguro che questi ragazzi così preparati, queste menti brillanti, poi restino qui dopo tanto investimento su di loro. Ma chiederei proprio a Giulia Mara, che lo ricordo è il Presidente dell'Associazione Alunni della Scuola Superiore, ecco, qual è il compito di questa associazione? Non è solo, come dire, non vi iscrivete con un sentimento nostalgico, ma avete dei compiti ben precisi, siete collegati fra di voi, insomma, lavorate a certi progetti e mi tranquillizzi, la maggior parte di voi siete in Italia o siete andati via dopo questo percorso di studi? Che, insomma, abbiamo anche delle storie, insomma, non soltanto di eccellenze, ma di eccellenze che sono tornate, diciamo, che si sono formate presso l'Ateneo di Catania, presso la Scuola Superiore di Catania, poi hanno arricchito la propria carriera magari in Cina, negli Stati Uniti o in Europa, e poi a un certo punto hanno deciso di tornare e magari in alcuni casi di fare azienda di successo anche qui nel nostro territorio, oppure di tornare insomma, e offrire le proprie competenze anche nel mondo della ricerca o nell'accademia anche in Italia o in Sicilia nella fattispecie. Questo è il più gran successo che una scuola può ottenere. Ma noi lavoriamo appositamente con questo obiettivo, no? Cioè quello di mantenere i ragazzi qui da noi, cioè di far sì che quelle competenze vengano messe a disposizione del nostro territorio, che rischia, come ben sappiamo e come tutti i report ci dicono, di svuotarsi sempre più. Purtroppo sì. Quindi, dottora Mara, stava proseguendo l'attività dell'associazione. Sì. Assolutamente, è un po' il compito dell'associazione, è anche un po' l'associazione stessa, è la cartina di tornasole, insomma, del legame
forte degli allievi e poi quindi ex allievi che mantengono a distanza di anni, ormai più di 20 anni, con il territorio da cui provengono, sia che essi siano siciliani che hanno studiato a Catania o che siano semplicemente o che siano o che provengano da altre aree dell'Italia o anche dell'estero. Insomma, al momento l'associazione conta più di 250 soci, sparsi, devo dire, in tutto il mondo, insomma, attivi in tantissimi settori, dal mondo dell'accademia, appunto della ricerca, dell'imprenditoria, dell'azienda. Perfetto. E tutt'oggi noi offriamo il nostro contributo rivolto agli allievi che attualmente andiamo sono veloci perché non voglio deludere i ragazzi che ci stanno scrivendo e quindi cercheremo di rispondere a tutti o comunque alla maggior parte di loro. Ci scrive uno studente di ingegneria alla triennale dell'Università di Catania, ci dice: sono al terzo anno e conseguirò la laurea ad ottobre, è possibile partecipare ad un eventuale bando? Assolutamente sì, anzi ha fatto la domanda che mi aspettavo, perché da quest'anno la scuola superiore dell'Università di Catania ha deciso di aprire anche ai corsi di laurea di secondo livello, cioè alla laurea magistrale. Quindi il giovane può benissimo applicare per il percorso magistrale, compiuto la laurea triennale, può tranquillamente iscriversi, cosa che non accadeva prima. Questo è il primo anno e quindi è fortunato anche nel giovane studente. Per quest'anno noi abbiamo aperto anche un numero limitato, 2 posti per la classe di scienze umane e sociali e 2 per le scienze sperimentali, dunque per l'allievo interessato, per gli allievi di magistrale. Un altro giovane ci chiede se gli anni svolti nella scuola superiore vengono riconosciuti come dottorato di ricerca. Anche questa è una domanda interessantissima. Non dottorato di ricerca, perché il dottorato di ricerca è il terzo livello nel sistema universitario, ma con l'accreditamento che la scuola superiore, le 10 scuole superiori hanno avuto da parte del Ministero, concluso il percorso quinquennale, cioè della triennale e della magistrale, dunque i 5 anni, l'allievo consegue il titolo di diploma di scuola superiore che vale come master di secondo livello. Quindi nei 5 anni lui riesce a guadagnare anche 2 anni come se avesse frequentato un master di secondo livello, il che è un titolo veramente importante da spendere nella carriera del giovane allievo. Certamente. Parliamo dei corsi, della didattica, dei corsi che ci sono. La didattica è molto semplice, l'allievo ha direi un doppio percorso. La mattina è allievo ordinario dell'Università di Catania, esce da Villa San Saverio, va a seguire i corsi regolari dell'Ateneo. Nel pomeriggio, durante altre parti della giornata, noi come scuola, insieme ai 2 coordinatori, l'uno di una classe e dell'altra, prepariamo un piano formativo integrativo che è fatto di corsi integrativi, di corsi interdisciplinari, di corsi laboratoriali, di corsi di lingue. Si studia di più. Si studia molto di più, il dottor Amara lo sa bene, si studia molto di più, però si studia sempre con quell'interesse. Sono poi pochi ragazzi che scelgono determinati corsi che sono affidati in genere a 3-4 docenti di alto livello che vengono da noi, stanno a contatto con l'allievo è seguito da un tutor d'ateneo che lo monitora durante tutto il suo percorso. Sono insomma sotto continua osservazione, ma questa continua osservazione è per loro uno stimolo e per noi è un'occasione di tenere, di monitorare la loro formazione, perché a noi interessa che il ragazzo esca con una formazione quanto più completa possibile da spendere immediatamente. Certo. Dottor Amara, come si fa a rimanere allievi? Ci si iscrive a questa associazione? L'iscrizione è aperta? Anche qui c'è un'altra selezione, immagino di no. Come mi scusi, può gentilmente ripetere la domanda? Mi è saltato l'audio. Dico, come si fa a rimanere allievi, nel senso, come si fa ad accedere all'associazione allievi Scuola Superiore di Catania? Basta aver frequentato? Esatto, sì, al momento insomma l'associazione raccoglie
appunto chi ha conseguito il diploma all'interno della scuola superiore di Catania, quindi chi ha frequentato i corsi e insomma l'intero curriculum all'interno della scuola. Sì. Quindi, se volessimo in poche parole dire qual è il valore aggiunto di questa scuola, ne abbiamo già parlato diffusamente. Però... Allora, il valore aggiunto secondo me è dato dalle potenzialità significative che il percorso formativo costruito per l'allievo e per il suo futuro aiuta tantissimo, lo vediamo noi dal nostro punto di vista, aiuta tantissimo nella costruzione del loro futuro, della loro carriera. Percorso che non dimentichiamo, e questo va sottolineato, non so se qualcuno ha fatto questa domanda, è del tutto gratuito, perché i ragazzi che un altro giovane ci ha scritto, dice ma è gratuito perché tutto questo? Assolutamente tutto gratuito, lo studente che ha accesso alla scuola superiore deve regolarmente pagare le sole tasse universitarie come studente dell'Ateneo Catanese secondo la propria fascia reddituale, dopodiché non paga nulla per risiedere a Villa San Saverio, usufruendo non solo della villa, non solo della residenzialità, ma dunque di prima colazione, di colazione e della cena, oltre a tutto il vantaggio della mobilità che è sostenuta finanziariamente dalla scuola, per cui l'allievo che individua un corso interessante di astrofisica o di ingegneria o di altro in un altro ateneo, in un'altra scuola superiore, fa la regolare domanda, viene autorizzato, il tutor lo autorizza, i coordinatori lo autorizzano e il ragazzo va a seguire quel corso anche fuori. Quindi finanziate anche questi Noi spostamenti? finanziamo assolutamente sì, perché come le dicevo poc'anzi il Ministero da quest'anno ha dato un cospicuo finanziamento proprio per il potenziamento formativo non solo degli allievi, ma inquadrato all'interno anche di una fascia importante che è quella del rapporto università-scuole secondarie superiori. Ecco perché noi vogliamo interagire, stiamo interagendo molto con gli allievi delle ultime classi di quarto e quinto anno, che rappresentano in fondo i futuri allievi della scuola superiore, no? Certo, un bellissimo investimento sui giovani volenterosi, lo ripeto perché da questo nostro discorso si evince chiaramente, non si va in una scuola superiore solo per dire sono entrato in una scuola superiore, ma bisogna anche dimostrare di meritare questa scuola superiore, di essere in regola anche con gli esami universitari, quindi non si può stare a vita a Villa San Saverio con tutti questi comfort, questi tutor, questi docenti che seguono i ragazzi, quindi anche lì bisogna mettere tanto impegno. Bisogna mettere tanto impegno perché c'è un regolamento didattico molto stringente, non severissimo ma molto stringente per i ragazzi, che non possono avere un voto inferiore al 24, devono avere una media ponderata complessiva del 27, devono superare il 70% degli esami nel corso dell'anno, insomma hanno determinate regole ma che fanno parte un po' del gioco del loro percorso, no? Per il quale si sono, come dire, spesi, che si sono scommessi, no? E anche quello fa parte del percorso, direi, di costruzione della loro fisionomia di studente e un giorno di classe dirigente del nostro paese. Io spero che abbiamo in questi 30 minuti suscitato l'entusiasmo, la curiosità, l'interesse per questo tipo di studio, queste modalità di studio e per la Scuola Superiore di Catania. Quindi il bando immagino è già online, quindi basta collegarsi al sito della scuola. La scadenza è il 26 agosto, le prove sono la seconda settimana di settembre, 10, 11 e il 13, il 14 si sapranno già i risultati e immediatamente dopo avremo la festa di accoglienza delle nuove matricole, in genere tenuta da un grande studioso, da una figura che servirà a loro per accoglierli a Villa San Saverio e per immetterli nel grande contesto della nostra scuola. Il primo impatto è con un personaggio assolutamente sì, come dire, importante, quindi che già dà il che deve lasciare un messaggio, lanciare un messaggio. Lancia un messaggio. Bene, grazie, io ringrazio tantissimo il Presidente della Scuola Superiore di Catania, il professore grazie a voi per Daniele la disponibilità. Malfitana.
Ringrazio anche e faccio i miei in bocca al lupo per la sua carriera Giulio Amara, che è il presidente dell'associazione degli alunni della scuola superiore di Catania, che ha frequentato qui a Catania la scuola e che adesso si trova a Pisa. Grazie per averci seguito, alla prossima.